Con un gol per tempo il Matera archivia anche la pratica interna cariatese e mantiene saldamente il comando della classifica con 43 punti e 4 lunghezze di vantaggio sul Pisticci, vittorioso in casa con il Massafra. Gli uomini allenati da mister Pasquino, scesi in campo con la ferma intenzione di aggiudicarsi l'intera posta in palio, hanno mantenuto le redini del gioco per tutta la gara. La retroguardia bianco-azzurra solo in sporadiche occasioni è dovuta intervenire per sventare gli attacchi davvero sterili dei calabresi. Morciano ha fatto praticamente da spettatore in campo per tutti i 90 minuti. La più grossa occasione la cariatese l'ha avuta al 17° del primo tempo, quando Russo in azione di contropiede calciava di poco al lato. Per il resto è stato un continuo assedio dei materani che in più occasioni, con Piero Caputo e Ristic soprattutto, mancavano l'appuntamento con il gol. Questo comunque giungeva al 41° quando Filidoro crossava per Piero Caputo, liberissimo in aria, che di testa insaccava. Nella ripresa ancora i materani all'attacco e vicinissimi al raddoppio, 3 volte con Ristic e una con Ciullo, subentrato a Piero Caputo. E proprio da un Caputo salvatore questa volta giungeva la rete del 2-0. Correva il secondo minuto di recupero quando il numero 15 materano, subentrato da qualche minuto ad un Ristic davvero sprecone, insaccava di testa alle spalle del portiere ospite Fazzolari. Neanche il tempo di rimettere la palla al centro e l'arbitro mandava tutti negli spogliatoi. Ai nostri microfoni abbiamo avvicinato l'autore della seconda rete, Salvatore Caputo. Abbiamo fatto una grande partita, i 2 gol ci stanno tutti, guarda caso abbiamo segnato i 2 Caputo, però ritengo che le palle innumerevoli che abbiamo avuto le abbiamo sprecate anche per la bravura del portiere, quindi credo che il risultato ci stia tutto. Cos'è che è mancato nel primo tempo al Matera in fase conclusiva? Ma io credo che non sia mancato niente, soltanto che non si è avuto quella poca di fortuna che ci vuole in ogni conclusione. Ricky ha avuto quelle 2 palle, una di testa e una di piede, che il portiere si è trovato proprio là davanti e l'ha parate. Anche in altre occasioni, tipo Presta, tipo non so, altre palle ora non mi ricordo, però credo che avremmo avuto un migliore sorta queste palle gol. Avremmo già sbloccato il risultato già dal primo tempo senza arrivare in affanno fino alla fine del secondo tempo. Oltre il gol, cosa ti aspetti da questa Pasqua? Io penso che alla ripresa degli allenamenti speriamo di riprendere qui nel modo più sereno e di portare a termine questo campionato e di disputare i playoff poi con serenità, di arrivare a 3-4 giornate dal termine già con la vittoria in mano del campionato.